Quinto anno consecutivo per il concorso letterario Carta Bianca organizzato da Fabrizio Manca-Nicoletti. Sorprende il numero sempre crescente di persone che partecipano con i loro racconti selezionati da una giuria di esperti. Grande soddisfazione anche da parte del vincitore del concorso. Allora, sì, io sono Francesco Giuseppe Cossu e a quanto pare sono il vincitore di Carta Bianca. Riguardo alla domanda, l'emozione è grande di vincere questo concorso che comunque, a che risulti, è uno dei più importanti concorsi letterari in Sardegna, quindi è un grande onore, un grande piacere, una grande emozione. Il tuo racconto parla di due anziani, a cosa ti sei ispirato? Ma nel mio racconto mi sono ispirato a un fatto a cui ho assistito, che poi la storia, almeno quella che io ho realizzato, ha preso pieghe completamente differenti. In un luogo pubblico ho visto due anziani che si abbracciavano mentre lui consolava lei durante un pianto molto sommesso. Mi ha colpito e da là la storia è nata, ha preso tutta una sua via. Beh, penso di sì, quindi io faccio parte, cioè partecipo ad un cantiere di scrittura creativa, oramai questo è il secondo anno, è una passione, un piacere estremo, quindi conto e spero di continuare a scrivere. Poi. Sentiamo ora Gavino Piga, docente di latino e greco e ricercatore universitario, membro della giuria. Ma ho già avuto modo di dire che è stata un'esperienza molto bella, ringrazio chi me l'ha fatta fare e ho già detto che secondo me prendere una penna in mano oggi è il lato più rivoluzionario che ci possa essere, per cui già il fatto che 200 persone lo abbiano fatto è una cosa secondo me straordinaria. Alcuni racconti potevano essere fatti meglio, altri potevano essere migliorati in altre cose, però tutto sommato il fatto di essersi cimentata con la scrittura è una ricchezza che penso possa a ciascuno di loro aver dato qualcosa a prescindere dalle valutazioni soggettive dei giurati, e io sono stato molto contento di leggerli tutti. Ma intanto un grande piacere di partecipare a questo concorso, perché questa volta è stato proprio uno spaccato della vita. Ci sono stati tante partecipazioni, tanti racconti e molto diversi l'uno dall'altro. Ci sono stati racconti allegri, racconti tristi, racconti struggenti, racconti ironici, racconti divertenti. Veramente è stato un arricchimento vero quest'anno. Io ne sono uscita, lo dico scherzosamente a Fabrizio, lo dico scherzosamente qui, ne sono uscita più stanca e più ricca. Grande soddisfazione anche da parte dell'organizzatore Fabrizio Manca-Nicoletti. Sì, anche quest'anno in termini di partecipazione il concorso è andato molto bene, perché abbiamo avuto circa 200 racconti e una settantina di aforismi, questo per quanto riguarda la sezione in lingua italiana. Siamo invece rimasti un po' delusi per quanto riguarda la sezione in lingua sarda, perché purtroppo sono stati pochi lavori arrivati in redazione. Questo per tutta una serie di motivi che ho cercato di spiegare nella breve prefazione che apre l'antologia. Il discorso relativo alla sezione in lingua sarda comunque è un'esperienza che cercheremo di riproporre già magari a partire dalla prossima edizione del concorso. Sì, adesso tra gennaio e febbraio usciamo col concorso di poesia, il tema come al solito è libero, la partecipazione è gratuita, usciremo ufficialmente con il bando tra fine gennaio e i primi di febbraio del nuovo anno, e in più quest'anno avremo anche una nuova proposta molto sfiziosa per i nostri aficionados, perché lanceremo anche un concorso per vignette satiriche, fumetti e illustrazioni, che vedrà la partecipazione in qualità di presidente di giuria di Beppi Vigna, il famoso scrittore e sceneggiatore di fumetti. Quindi i nostri iscritti, tutti i vecchi partecipanti di Carta Bianca potranno non solo cimentarsi nella poesia, ma anche appunto nell'arte del disegno in generale, del fumetto in particolare.